Allora, buonasera, direi di cominciare la serata e vi salutiamo tutti, vi ringraziamo di essere qua con noi, vi salutiamo io, Antonello e Vieri, noi del Nessun Giorno sia senza poesia, e vi diamo il benvenuto a questa serata che è dedicata ad una rassegna che si chiama, abbiamo voluto intitolare Attraversamenti. È una rassegna che abbiamo avuto il piacere di organizzare grazie soprattutto all'aiuto e alla mano che ci ha dato il comune di Cervignano del Friuli e precisamente grazie all'assessorato alla cultura del comune di Cervignano, quella splendida donna e assessora, che è l'assessora Zambon qua presente, che stasera non ha voglia di parlare perché ce l'ha con noi, ma questo è un'altra cosa. La faremo lavorare un'altra volta, non è un problema. E quindi cercheremo di attraversare questi minuti che non ci dedichi, ringraziando invece anche chi ci ospita e alle speciali persone che lavorano qua alla Casa della Musica. Ringraziamo anche la biblioteca e a questo punto parliamo di cosa è Attraversamenti, quello che abbiamo pensato di scrivere, 2 righe giusto per farvi capire cosa è stato per noi questo pensiero, no? Cosa è Attraversamenti. Attraversamenti è quel piacere di trovarsi davanti ad un intrico di confini e attraversarli, e trovarsi in buona compagnia con i traghettatori di cultura e con loro attraversare. È quel nido di migrazioni maturate nel tempo delle nostre parole, quelle terre sempre lontane, anche se raggiunte ed attraversate. Gli attraversamenti sono quegli sguardi che raccontano, sono le storie portate a termine, sono le persone ai margini che conoscono la solitudine e l'attraversano con pudore, memori della fatica e dei chilometri percorsi. Questo è per noi attraversare, e questi sono gli attraversamenti che noi faremo in 5 incontri previsti per questa rassegna, e cominciamo proprio oggi, con l'amico Marco Anzovino, che è stato già con noi altre volte. Stasera ci presenterà il suo ultimo libro, Alla fine dei baci. Poi proseguiremo con Rocco Burtone, che ci parlerà del suo libro Nessun colpevole. Avremo più avanti, questa data di aprile, avremo Periche Camuffo e Ivan Crico, poeti, scrittori che conosciamo, che ci parleranno di Biagio Marin e ci parleranno di Pasolini. Siamo nell'anno di Pasolini, e esplicitamente ci parleranno del El Critoleo del corpo fracassato. Poi avremo l'occasione di parlare con Roberto Benedetti dell'opera e della vita di Maria Lupieri, e infine a giugno avremo l'ultima data e parleremo di Floramo, con Floramo parleremo ci introdurrà un progetto fatto con un gruppo di musicisti che si chiamano gli Autostoppisti del Magico Sentiero, e parleremo di questo loro progetto. Parleremo e sentiremo musica, perché appunto questa rassegna parole e musica, questo sarà, o musica, parole, insomma, questo è quello che sarà la rassegna completa. Ma direi di arrivare ad oggi, perché insomma abbiamo già perso, ho già detto molte parole. Allora, Marco, vabbè, lo conosciamo tutti, musicista, scrittore, educatore, musicoterapista, lavori per una comunità a Venezia, correggimi se il Lido di Venezia, che è ancora peggio. Hai ragione, scusa, mi ho sbagliato la geolocalizzazione. E oggi ci parlerà, dopo aver pubblicato i suoi 2 libri, Turno di notte e Ragazze al terzo piano, ci parlerà di questo nuovo progetto, questo nuovo libro, appunto, che si chiama Alla fine dei baci,
Però come sempre a noi piace fare, nessun giorno sia senza poesia, io direi di cominciare con la musica e con le parole. E cosa ci dedichi subito? Buonasera a tutti, grazie per essere qua con noi dentro questa storia che è una storia di 4 adolescenti, ognuno è solo nella propria camera, e c'è un'età in cui i genitori, c'è un momento proprio in cui i genitori contano poco, purtroppo, perché quando hai 13-14 anni vuoi capire fuori di casa chi sei, se conti qualcosa per qualcuno e se puoi entrare nel cuore di qualcuno che ti sceglie, perché mamma e papà ti hanno voluto, ma il mondo fuori è quello che ti sceglie e quello che ti sceglie, ed è molto faticoso oggi più che mai, è un momento molto difficile per i ragazzi. Parlando di questi 4 ragazzi, delle loro 4 camerette, hanno paura, molta paura, perché non sentono di avere un posto fuori dalla loro camera, e la camera è il rifugio, dove c'è una cosa speciale che vive in tutte le camere degli adolescenti, ed è la musica che scelgono di ascoltare. I ragazzi hanno una necessità, è cambiato tutto, c'è una cosa che non cambia mai, quella di tenere nelle orecchie delle voci. E sono le voci di chi li capisce, di chi li comprende, di chi gli dà voce. Quando mi chiedono, oltre a tutti i laboratori di scrittura, di canzoni che svolgo, di fare dei corsi per i ragazzi nelle scuole, mi hanno chiesto se potevo fare dei corsi di conversazione, dei corsi sui sentimenti, sui corsi sulle emozioni. Io dico, ma perché serve Marco Azzolino quando ci sono le canzoni, ci sono i libri di narrativa e c'è il cinema? Come abbiamo scoperto le emozioni, come abbiamo scoperto qualcosa di noi per incontrare poi gli altri. No? Andare al cinema, la prima canzone che canto, in questa storia, in questi 4 ragazzi che vivono nella loro cameretta con la loro musica, ma ognuno riuscirà ad uscire da questa camera per fare un luogo che appartiene a tutti e 4, ed è un garage dove fare la loro musica. Un garage che lo zio di Davide, uno dei 4, rinuncerà alle sue piccole attività che faceva nel garage per dire, beh, forse lascio questo spazio a questi ragazzi, potrebbero trovare rifugio e protezione in questo garage, no? E quindi la musica singola che ascolta diventa una musica d'insieme, in un luogo che diventa il loro, dove la musica diventa appartenenza, dove la musica diventa accordarsi. Sapete cosa fanno 2 ragazzi prima di iniziare a suonare? La prima cosa che bisogna fare è accordare gli strumenti, ed è quello che noi dovremmo fare con i ragazzi, trovare quella sintonizzazione. Invece il mondo degli adulti commette sempre lo stesso errore, quello di disinteressarsi o addirittura di offendere e di distanziarsi dalla musica che ascoltano i ragazzi. Non ci sarà un adolescente che avrà voglia di parlare con un adulto che non è curioso della musica che ascolta. È come dire, a me delle tue emozioni, della tua crescita emotiva non interessa niente, mi interessa sapere cosa hai preso a scuola, mi interessa vedere se cresci, mi interessa capire se mi fai fare bella figura, ma di cosa tu hai dentro non sono interessato. Questo vuol dire, no? Quando noi non sappiamo niente di cosa c'è dentro quelle cuffiette, non condividiamo niente, vuol dire che noi non abbiamo voglia di entrare nel mondo emotivo, relazionale, come se questa crescita non appartenesse più agli aspetti educativi, siano solo compito. Ti ho portato, ti ho cucinato, ho fatto, no? È come se tutto questo mondo che dai 13 ai 18 esplode dentro un ragazzo, siamo così distanti, non conosciamo il mondo dei ragazzi, perché non ci buttiamo dentro. E allora ho scritto questa storia nella speranza che chi leggesse possa buttarsi dentro queste camerette, no? E dentro la loro musica e dentro la loro amicizia.
che nasce, che è salvifica, questa amicizia salvifica. Il cinema, prima ho detto, no? In fondo per questi ragazzi, Luca e Giada, 2 dei 4 protagonisti, andare al cinema non è vedere un film, è scoprire cosa vede l'altro, quando ride questa ragazza, quando piange, che cosa la fa piangere, che cosa la fa ridere, questa scoperta della conoscenza dell'altro che fa sì che tu possa corteggiare, che ci possa essere un avvicinamento all'altro, guardare insieme un film e capire, no? Un po' guardi il film, un po' guardi lei per capire cosa le piace, no? Accadono queste cose perché Giada ha una situazione in casa un po' difficile, non quella svelo, se no chi ha cuore di leggere la storia. Vuole essere un po' autonoma, vuole rendersi un po' autonoma, vuole un po' reagire a questa grande fatica che è crescere. E allora la domenica lavora al bar del cinema della città che è Pordenone, dove è ambientata questa storia. Ed è lì che si conoscono Luca e Giada, e in queste domeniche al cinema il cinema diventa un luogo della scoperta delle emozioni. Grazie ancora per essere qui. Quelle domeniche al cinema, sale di periferia, sulla pellicola Sharon Stone, Marilyn era già andata via. Io sognavo che tu fossi mia. Ho immaginato che un giorno noi saremmo fuggiti via. Io ti vedevo a colori, ma forse tu in bianco e nero, chissà. Forse tu in bianco e nero, chissà. Alla fine io sono qua, e tutti i nostri baci, e chi lo sa, All Man River del lunedì, ti vorrei, però non sei qui. Vorrei te, ma tu non sei qui. Di Robbie Williams e Forrest Gump non se ne vedono più, di storie tanto improbabili, Gary Cooper e il capo dei Sioux sono i pascoli di Manitou. Alla fine io sono qua, e tutte le promesse di chi lo sa, All Man River del lunedì, io con te mi rivedo laggiù, io con te mi rivedo e tu. Oh, no, 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 no. Quelle domeniche al cinema non torneranno mai più. Noi siamo un cerchio di anime attorniate da un miglio di blu. Vorrei te, ma non ci sei più. Marco,
solito ci bruci 3/4 delle domande solo con l'introduzione. La cosa bella è noi insomma, ci vogliamo così bene che devo dire la situazione con Vieri e Antonello è speciale, perché insomma cioè di solito ci sono queste telefonate che alle volte dico, sono un po' faticose, perché c'è la persona che vuole intervistarti, che ti fa l'intervista, ti chiederò questo, ho letto questo, voglio sapere questo. E per me, voglio dire, forse adesso che sono al terzo, devo dire che so perché l'ho scritto e so che cosa ho scritto, quindi è un po' come quando vai a un esame, salvo insomma qualsiasi cosa, parliamo di questo libro, ma poi a me piace parlare di che cosa mi porta a scrivere una storia, perché poi la cosa bella secondo me di un libro, di incontrare chi l'ha scritto, sono questi, cioè, i suoi occhiali, che sguardo ha. Io vivo tutto il giorno in mezzo ai ragazzi, scrivo libri di ragazzi, posso parlare di questo. Quindi la cosa bella è che non so niente. Bene, matematica. È arrivato qua alle 8 meno 10, no? 8 meno un quarto trafelato, quindi non so. L'unica cosa che so è che mi ha detto che il libro ti è piaciuto, questo. Sì, mi è piaciuto e mi ci sono anche ritrovato. Tra l'altro adesso che hai iniziato a sprombattuto col cinema, no? Volevo sottolineare, perché poi insomma, in queste circostanze di solito si legge, no? Anche qualcosa. E tra i brani tra i numerosissimi brani che abbiamo sottolineato, ce n'è uno, pagina no, Io un po' che non lo rileggo, forse è segnato solo in viola, non è male. Qua a pagina 86, dove dici Chopin è questo, il compositore che reagisce al dolore con la musica. Sotto le sue dita il pianoforte è uno strumento magico dal quale far uscire i propri fantasmi per placare le inquietudini del cuore. E voi avete trovato il vostro strumento. A me hai fatto venire in mente... Questo è un insegnante che parla sì, durante una lezione. Sì, ma un insegnante di quelli bravi, di quelli che ascoltano, no? E la domanda avete trovato il vostro strumento mi ha ricordato un professore del cinema. Vediamo se indovini qui. Tu volevi la domanda difficile. Se non ci bruciavi le domande, questo non ce l'ho. Mi ha ricordato quale sarà il vostro verso del professor Keating. Ok, certo, ok. No? Sì, certo. Che è un esempio preclaro di come ci si rapporta con gli adolescenti invece in maniera dialogica e in maniera di ascolto. Anche poi volevo dire, io personalmente sono a posto anche come ascolto della musica, avevo già il biglietto per i Maneskin nel concerto di Lignano, sono tranquillo, io li ascolto, mi tocca. Che giornata ero vissuto con i miei ragazzi oggi in comunità, che sentendo di nuovo questa domanda quale strumento a me è venuto in mente, pensare Winnicott, un grande psicoterapeuta che ha sempre parlato di oggetto transizionale, che un adolescente ha necessità di un oggetto che lo porti all'altro, no? E quindi pensavo appunto, quando in fondo ho scritto questa cosa, pensavo al fatto che ogni ragazzo ha una necessità di un oggetto, può essere un pallone, può essere, no? Un oggetto per mostrare qualcosa di sé all'altro. Per me è stata la chitarra acustica, è stato il mio strumento di accompagnamento, quindi a quella domanda io ho risposto. Ci ho trovato questo pezzo di legno che è stato in quell'età lì in cui ero solo nella mia cameretta, prima mi ha fatto compagnia. Sai, una cosa che ti fa compagnia non è poco, no, decisamente. E una cosa che poi ti fa compagnia con gli altri è un ottimo strumento di cura di sé e dei momenti di solitudine. Beh, da questo punto di vista l'oggetto transizionale mio personalmente, ma penso anche di Antonello, sarebbero i libri, che però hanno il difetto di non essere facilmente condivisibili come la chitarra. Difficilmente il libro crea legame in un gruppo. Come due cuffiette, no? Come due cuffiette, sì, decisamente. E stavo pensando il tuo è un libro incentrato sull'adolescenza fondamentalmente. Le figure adulte sono relativamente poche e sono anche conflittuali, in particolare i genitori. Però stavo notando, dimmi se sbaglio, che tu presenti i genitori di questi ragazzi come adulti da un punto di vista anagrafico,
però non sono completamente cresciuti, cioè ci sono delle sacche di infantilismo, addirittura i genitori, a pagina 223, si attribuiscono responsabilità a questi ragazzi che non competono loro, come ad esempio la sorveglianza dei fratelli, tutta una serie di pesi, no? Che ti ritrovi a portare, che ti impediscono, ecco qua, impotenti e inermi di fronte ai problemi di Lisa, il padre e la madre avevano reagito nell'unico modo che pareva riconciliarli con la realtà, negando il problema. Sì, non fai un bel ritratto degli adulti, no? Ma guarda, probabilmente devo dire, mi succede questa cosa che per pudore, forse per amore non parlo mai, non ho mai parlato dei miei genitori nei miei libri, tutti i difetti che hanno avuto, però devo dire hanno avuto un pregio, quello di averci amato, ecco, insomma, me e mio fratello. Mentre nel mio lavoro io vivo un lavoro con dei ragazzi dove il desiderio di essere amati è enorme, no? E poi questo passa attraverso la fatica di riuscire anche a chiedere di essere visti, guardati, accompagnati, perché crescere è molto difficile, no? Quello che però mi ha sempre colpito, secondo me è entrato dentro questa storia, è che tanti miei amici dell'epoca, cioè degli anni 90, perché poi è là che sono andato a pescare, non avevano genitori così attenti come i miei, eppure attraverso la musica, attraverso l'oratorio, poi ci sono tanti luoghi, c'è l'oratorio, c'è il cinema, c'è la scuola, c'è uno zio, cioè c'era come un mondo anche fuori da casa che poteva proteggerti e accompagnarti, che oggi non c'è più. E io ho voluto raccontare che anche in situazioni difficili, dolorose, come quella di Giada, familiare, beh, c'è un mondo fuori di persone che hanno desiderio di te e di non lasciarti solo. Oggi credo che questo, cioè che se c'è, appena questo virus ci lascerà, c'è un virus da combattere più forte, forse quello dell'indifferenza. E in questa storia, insomma, questi ragazzi in qualche modo ce la fanno ad arrivare ai 18 anni. Fondamentalmente il libro si svolge durante le scuole superiori, no? Dove loro formano questo gruppo, questa band, I Da Capo. Come, ecco, I Da Capo, anche il nome che ho scelto del gruppo, c'è questo punto e a capo, cioè c'è questo andare a capo, come nella musica, il pezzo provato, riproviamo, non è venuto bene, cioè queste seconde, terze, ottave, ventesime chance in questo libro tornano, no? Cioè c'è sempre qualcuno che si è accorto, qualcuno che si può dedicare, no? In ogni storia che Davide arriva dal sud, no, ma trova Fabrizio, cioè c'è sempre questo aggancio. Il libro, quando tu pensi che questo ragazzo forse, no, chissà, forse si metterà in una brutta compagnia, forse... E oggi poi è questo il tema della grande preoccupazione di oggi, perché in questa storia la fatica di crescere ieri è la scoperta della sessualità, del corpo, del non piacere agli altri, del sentirsi accettati in un gruppo. Luca alle feste riesce ad andarci solo con la chitarra, perché sennò i compagni dicono oh, ma se non ci fai divertire stasera, no, finché lui fa 3 volte questa strada per andare a una festa e trova il coraggio di andare a una festa senza chitarra e dire vediamo chi mi vuol bene comunque, cioè fanno le loro prove, no, di capire che posizionamento si può stare tra sé e gli altri. Però oggi, soprattutto dove non c'è musica, dove non c'è sport, cioè dove non c'è appartenenza, questo è un libro che racconta cosa vuol dire appartenere a qualcosa, a qualcuno, essere nel cuore di un compagno. Oggi dove non c'è questo, e purtroppo spesso non c'è, perché c'è un abbandono sportivo, un abbandono musicale, c'è un abbandono,
oggi preoccupa di più, perché l'adolescenza di oggi porta a delle patologie a cui noi non siamo pronti. Penso, perché è un po' la mia esperienza di adesso, tutti i giorni pomeriggio io lavoro a Portogruaro in una struttura per adolescenti che hanno disturbo alimentare, anoressia nervosa, hanno 11 anni, sono ricoverati per dei mesi, 12 anni, no? Cioè, ed è un numero enorme di ragazze. Il prossimo mese inizio a lavorare a Venezia, all'ospedale di Venezia, nel reparto proprio dedicato, che stanno aprendo reparti dedicati a questa malattia di ragazze adolescenti. Penso agli aspetti della devianza, no? Cioè aspetti di violenza in cui i ragazzi dicono: pur di emozionarmi ho provato qualcosa nel picchiare, nel stare nella rissa. Penso ovviamente alla tossicodipendenza e anche a forme nuove che io sto studiando sostanzialmente, di autolesionismo, dove tagliarsi diventa il piacere di sentirsi vivi. Noi questo è la risposta, a mio avviso, a un'assenza di musica, ma non inteso come chitarra, a un'assenza di musica condivisa, ad aspetti emotivi. Cioè, oggi la tossicodipendenza anche ha proprio forme depressive, cioè non si usa più perché ti piace, ma si usa per non sentire più niente, per non sentirlo, questo vuoto, questa solitudine, no, non c'è neanche più quel piacere. E io devo dirti che questa storia l'ho scritta perché questi ragazzi, nonostante quello che hai raccontato, no, trovano però dei riferimenti. Tu prima hai letto un pezzo dell'insegnante di musica dove viene ascoltato, no? Io penso che oggi anche una lezione ben fatta a scuola possa indirizzare una nuova strada a un ragazzo, perché far appassionare un ragazzo non è mica una cosa da poco nella storia di un adolescente, no? Cioè, quindi metterci dentro tutto te stesso quando fai una lezione, sai cos'è? Lo dico perché sono le mie battaglie, era quello aspetto, cioè quello di non educare sul compito, basta, carità, abbiamo dei compiti, ma di prenderci delle responsabilità emotive nei confronti dei ragazzi. Quando un dirigente, perché non è un preside della scuola, oggi i dirigenti invece dirigono aziende, se tu entri a scuola ti prendi paura, i ragazzi ti parlano di debiti, di crediti, ti dici sono in banca, dove sono finito, cioè, e quindi fai fatica, devi parlare col dirigente, ma il dirigente non c'è, non è mai presente, è una cosa incredibile come tutto prenda nuove dimensioni, no? E quando un dirigente dice no, Zovino, guarda che questa cosa noi non ce ne occupiamo perché questa situazione di spaccio accade appena fuori dalla scuola, non all'interno. E capisci che allora c'è un problema di perimetro, quasi quasi sto spacciatore se lo spingo dentro, lo butto un attimo così, no? Quasi che c'è sempre solo questa responsabilità che è giuridica, che è, come dire, che è io lo dico sul compito, su cosa mi compete, no? Però io credo che i ragazzi poi si innamorino di adulti che si prendono le loro emozioni, io la chiamo responsabilità emotiva, e quindi stare anche un'intera nottata, come mi capita, ad ascoltare con un ragazzo la musica che gli piace, e lui dice ma a te piace sta roba? Poi ma e allora perché sei qua? Perché mi interessa capire cosa piace a te, perché muovi la testa, perché ti piace questa frase, perché questa curiosità, ecco che allora quando noi ci appropriamo, cioè noi siamo invitati alla cena delle loro emozioni perché sentono che a noi interessano, e quando entriamo in quell'area allora lì possiamo far crescere un ragazzo non di altezza ma di altezza interiore. Quindi questa storia volevo che loro, secondo me, quando arrivano ai 18 anni, insomma, non diventano i Maneskin, non sono i Maneskin, non è il libro dei Maneskin, ma è il libro di chi diventa poi, hai la sensazione quando loro poi partono, insomma, ognuno per la loro vita, dopo i 18, dicono questi ce l'hanno fatta.
questi amano la vita. E poi io penso per un genitore, un educatore, cioè, cosa desideri più di tutto? Se tu ti togli di mezzo e non pensi a tutte le tue aspettative, a tutte le tue frustrazioni che vuoi che vengano ripagate da un figlio, cioè se tu ti togli di mezzo sostanzialmente per un attimo, vuoi che lui ami la sua vita. Un giorno mia mamma, no, che non voleva tanto che io andassi a lavorare in Lido di Venezia, ancora adesso mi guarda e dice: ma 3 ore andare, 3 ore tornare. Se gli dico che poi dal Lido vado a Cervignano, torno, cioè proprio la prende malissimo. Quindi, no, perché era molto insistente in questa scelta sbagliata della comunità, è troppo duro. Ho detto: ma tu un giorno mi hai detto che la vita è un dono. L'abbiamo letto anche in varie cose ecclesiastiche, la vita. Secondo me farò anche quel che voglio. No, ti do risposta. Non proprio, c'era anche una parola di mezzo. Insomma, avevo 23-24 anni, ho iniziato questa cosa. Dove vai? Dove hai trovato lavoro? Al Lido di Venezia. Vicino. Guarda, mia mamma, c'è gente che sta male anche sotto casa, voglio dire, no? E allora gli dissi: ma se a me piace andare là, se la vita che mi hai donato me l'hai donata, ed era secondo me una buona risposta, che lei prese bene, nel senso diceva, perché era la risposta di un 24enne, in quel caso che aveva il mio primo lavoro, che poi è ancora quello, che crede in qualcosa, che dice io vado cioè che è vivo, che va a scontrarsi col dolore, va a prendersi la bellezza, sportellate in faccia, pugni, no? Ma vivo, che ama e è attaccato alla vita, no? Oggi noi abbiamo ragazzi che tu ti guardi bene dentro gli occhi, dici: ma c'è vita qua dentro, cioè, no? Sì, respira, cammina, deambula, ma la vita è un'altra cosa, è nello sguardo. Allora, la cosa più interessante di un ragazzo è lo sguardo, capire cosa c'è dentro quegli occhi, buttarsi lì dentro. Quindi io spero che chi leggerà questa storia, tra Luca, Giada, Fabrizio e Davide, sono 4 sguardi che secondo me avete visto, che abbiamo incontrato. Senti, prima di farci sentire invece qualcosa di qualche canzone magari che all'interno del libro, perché come tutti i suoi libri, i primi 2 libri avevano un CD. Questo purtroppo non ha più il CD e mi hai tolto già ci avevano tolto gli LP, adesso ci toglie, no scherzo, nel libro. Esatto. Nel libro, nella parte finale, abbiamo adesso questi famosi QR, no? E da lì potremo ascoltare 17 pezzi molto volentieri. Su Spotify, su YouTube, dove si vuole, insomma. Si ecco. trovano. E prima di ascoltare qualcosa, però una domandina direi veloce. Prima hai parlato di accordare, no? Il musicista accorda, no? Per accordarsi deve entrare in comunicazione con lo strumento, no? E quindi cerca questa maniera di entrare in comunicazione con lo strumento. Tu nella tua vita fai l'accordatore, perché alla fine accordi delle persone, cerchi di accordarle, sempre che queste persone siano scordate realmente, ma comunque insomma cerchi di entrare nelle emozioni delle persone. All'interno della storia, chi è l'accordatore tra i personaggi? A me viene da Sei lo stesso. Da risponderti io. Cioè, nel senso che c'è un personaggio che è l'unico che dire fortemente ispirato a me non è neanche esatto, perché esattamente sono io, Luca, non sono riuscito a barare. Tutto quello che poi invece c'è intorno è frutto di tanta C'è anche tuo fratello tu. Ma secondo me sì, insomma, nel senso che però sul personaggio di Luca avevo questo desiderio al terzo libro forse di raccontare, anche perché poi uno finisce a fare un certo lavoro, chi ama un lavoro nel sociale è perché conosce certi dolori, certe ferite, ed è riuscito a cicatrizzarle, così riesce a entrare meglio nelle ferite aperte degli altri. Chi fa il mio lavoro lo fa perché secondo me insomma
detto una cosa, un convegno che pensavo di essere messo così. Ho detto, ma insomma io faccio il lavoro che è quello dei penultimi. Convegno un po' clinico, non era un grande intervento, no, tra medici, no, come musicoterapeuta. Ho detto, se il mio lavoro mi sento come uno in montagna, con un gruppo in montagna, siamo in 20. I primi 10 non li vedi più, saranno già su, si fanno i fatti loro, stanno già mangiando, si godono il panorama, hanno forze e gambe. Poi sono quelli che vedi un po' davanti ma che ce l'hanno fatte così. E poi a un certo punto ce n'è uno dietro che proprio l'avete perso, cioè non c'è più l'ultimo. E c'è il penultimo che si preoccupa dell'ultimo. Io faccio questo di lavoro, no? Quindi sì, devo dire, ha avuto un applauso. Io faccio quello che dice, ma aspetta, non c'era uno dietro di me, aspetta che torno un attimo indietro a cercare, perché non vedo più quello dietro, ma è quello che si accorge che c'era uno, mentre gli altri sono andati tutti avanti, quindi chi sceglie un po' il mio lavoro, secondo me, almeno dopo 18 anni mi permetto di dirlo, quindi non è proprio un minuto che lotto per la battaglia dell'indipendenza di tanti adolescenti, che la dipendenza è una malattia terribile. Ecco, io credo che la musica sia un grande strumento di libertà e Luca è un po' come in tutti i gruppi che funzionano, anche di lavoro, anche degli adulti, ci vuole un armonizzatore. C'è uno che sente le note e dice no, ma tu mettiti un po' più, cioè, no? Io ho suonato prima un pezzo con la voce e la chitarra faceva solo l'armonia. Io intendo molto il lavoro educativo in modo musicale, quindi parlo spesso per metafore musicali per spiegare cosa dobbiamo fare. Però alla fine suonavo su questa cosa qui, no? Sono 4 note che girano e stanno insieme più o meno tutto il pezzo in un arpeggio, no? Io ho accordato la chitarra e questo genera una vibrazione, ma in fondo quello che capita per le persone deve essere un po' questo, bisogna un po' capire dove stare in questa relazione, quindi pensate andare a tempo, ognuno ha un tempo, sapete, ognuno di voi ha un tempo dentro, ha un ritmo, ha un battito, ma anche i tempi di comprensione, i tempi di cambiamento, bisogna aspettare le pause, e quindi in questo libro in questa storia loro fanno fatica ad andare a tempo insieme, cioè, ognuno di noi ha un volume, ha un'intensità, ha una luce negli occhi e bisogna abbassare la chitarra per far sentire di più il basso, bisogna che il cantante, povero Cristo, che è l'unico che usa le corde vocali, dice al batterista ho suonato il piano perché non riescono, alla fine tutta questa fatica di memorizzare parole, pensate il cervello, un gruppo di ragazzi che sono insieme, cioè, quante abilità, io penso di averle descritte tutte. No? Uno legge il libro e non si accorge, se poi vuole fare un libro, andiamo a cercare tutte le abilità, cioè quello che loro imparano, e poi servirà per stare in un posto di lavoro, per stare insieme a una fidanzata. Cioè, quanto l'aspetto di suonare in un gruppo ha proprio a che fare con gli aspetti di comunità, cioè di sentirsi una nota dentro un'armonia. E anche chi sa ascoltarla la musica, questa cosa la apprende. Ecco che il più grande atto di bullismo, che il primo che abbiamo subito, io l'ho subito, spegni quella musica di merda. È una roba bruttissima, nessuno reagisce mai, non vedo uno, perché ti senti così ferito e incompreso che non ce la fai neanche a dire, cioè meglio se uno ti offende, è brutto calvo, non lo so, qualsiasi cosa, ma quando uno ti dice spegni le tue emozioni, spegni quello che risuona dentro di te, non hai parole neanche per controbattere, cioè non sai cosa dire, no? Quindi rimettiamo in qualche modo la musica dei ragazzi al centro della nostra attenzione, perché ci rimane poco adesso. Cioè, se il mondo emotivo diventa così desertificato tra adulti e ragazzi, di che parliamo stasera? Perché quando tu incontri un ragazzo dici come è andata? Qual è la risposta che vuole usare? Come è andata a scuola? Bene, bene. Ti mette tranquillo, è proprio bene, non si sa cosa voglia dire, però ti mette. E invece, oppure no, ho avuto, insomma, seguo Alessandro che ha 18 anni, quinta superiore, in comunità da 9 mesi, un ragazzo che mi piace molto, Allora, il padre per 6 mesi non si è fatto sentire, no? La madre
pochissimo, lui si domanda, i miei genitori ti chiamano, si dice, non tanto, non sono... Allora, un giorno mi ho avuto così, sai, quelle domande quando sei insieme, ma perché papà chi è? Cioè, come... Non ci ho pensato, sai quando un ragazzo guarda un po' in aria, un banco, ma ecco, se dovessi descriverlo, e tu ti affezioni a un banco, cioè, e ho unito questa frase di Alessandro e il padre che nelle poche cose che mi ha detto in una telefonata un po' fredda mi ha detto io riesco a capire mio figlio così, eppure io ho dato tutto, ho messo insieme, io ho dato tutto con il bancomat, no? Io ho provato a unire, sai, i puntini e ho visto questa trasmissione, questa erogazione continua di richieste, perché poi sotto queste richieste mi compri, mi fai, stai con me, vogliamo sempre tradurre, essere ottimi traduttori e dire no, guarda, senti, questa cosa non te la compro, però un pomeriggio te lo dedico per andare a far passeggiare insieme, una corsa, un concerto, no? Questo volentieri, no? Poi sostituire il tempo, invece noi togliamo il nostro tempo, la nostra presenza con una continua erogazione, anche qua che somiglia un po' a una filiale bancaria. Però le domande, poi quando sono sentito il telefono di voce, era fa freddo al Lido. Tu stai a Verona, non è che voi ci parliamo da Bangkok, no? Mangi? Comunità, cioè, non si mangia, cioè, non so, erano domande veramente... Invece quando un ragazzo dice, oh senti, ma posso sapere al mattino quando vai a scuola che ti metti queste cuffie, ti fai sentire cosa metti? Invece di chiedergli come stai, che non lo sa come sta, ma chi sa? Ma 14 anni che sa come sta nessuno. Dovrebbe risponderti, dimmelo tu, che mi vedi, che sei adulto, raccontami tu come sto, no? Che mi guardi, che mi segui, mi accompagni. No? In fondo quando un ragazzo gioca in campo vuole sapere l'allenatore, come sto andando, no? O quando suona, oh Marco, ti faccio sentire come mi viene sto giro di chitarra, no? Cioè, bisogno dell'altro che te lo racconti, invece pare che insomma noi non siamo quelli che guardano, che osservano e raccontano, e allora in questo aneddoto del banco mi ha finito appunto la telefonata e fa ma perché mio papà mi chiede del toast? Insomma, no? Perché vuole sapere com'era il toast? Perché non entra? No? Perché siamo in difficoltà anche noi adulti, no? A entrare dentro, a sentire noi, figuriamoci, a sentire ragazzi che hanno frequenze disturbate, sintonizzarsi, no? Sintonizzarsi è difficile. Entrare in relazione vuol dire guardare l'altro negli occhi. A volte io dico, ho ragazzi che mi chiedono distenditi per terra per guardarmi, cioè il livello è basso, anche il livello musicale, cioè, ma qual è il problema? Non c'è vergogna ad ascoltare chi zaza tutta la notte. Cioè, per me non ci sono problemi, per me non c'è giudizio. Io ascolto, se il livello è molto basso è là che devo andare a prenderlo, se voglio sintonizzarmi. Se no è come ascoltare la radio con mi piace, nessuno, andiamo via. Infatti noi andiamo via quando non sintonizziamo, quando non abbiamo nessuna percezione di vibrazione di quel ragazzo, allora ci rifugiamo nel compito. Loro hanno questa sensazione degli adulti e fanno tra loro. Cioè questo lavoro che dovremmo fare oggi noi con i ragazzi, fanno tra loro in un mondo, devo dire, più semplice. Comunque gli adulti lì sono gli adulti, i ragazzi sono ragazzi, il professore è il professore, cioè ruoli e compiti in questa storia sono distribuiti. Oggi mi è successo, vado a chiudere, che alle volte entra una ragazza in comunità, non so bene quale sia per la mamma e la ragazza che entra a livello di vestiti, a livello di atteggiamento. Dico, nel dubbio una volta torniamo dietro e dice, sono arrivato, facciamo che li ricoveriamo tutti e due, poi abbiamo un po' di da dire, cioè, perché adesso c'è un dubbio, le sue canzoni da cicatrice, insomma, ecco, chiamiamoli così. Ce ne sono in abbondanza. Prima ti dicevo, per me è una vita da mediano, sì, tra quelle relativamente recenti, ma Ligabue è presente in
Ligabue è sicuramente presente. E poi vabbè ce n'è a bizzeffe. Una molto intonata al tema sarebbe Sad Song di Elton John, no? Cioè parla esattamente di quello che tu stai dicendo adesso. Ma insomma, tu per te ti senti meno solo, se qualcuno lo scrive vuol dire che è successo anche a lui. Sono processi la musica è un processo di identificazione. Allora, se un ragazzo deve scoprire chi è, perché tu gli devi dire esprimi te stesso, ma se non sa chi è, cioè, no? Tu esprimi te stesso con una conoscenza emotiva. A me questa canzone è stato un insegnamento di crescita, impararla. Mia mamma era contentissima, anche qua, non pensarci più. Bello alle 2, bello alle 4, bello alle 6, alle 8 di sera. No, mettiamo un bel Pino Daniele, che non so, era una proposta. Però veramente nel lavoro che io faccio con i ragazzi, nel laboratorio di scrittura di canzoni, adesso il bisogno che c'è di uscire fuori con parole, anche attraverso il rap, la trap, questo genere che a me interessa molto, non piace molto, ma ci sono molto dentro, perché ci sono tante cose diverse dentro questo genere, si parla di questo genere con tanta superficialità, bisogna stare con i ragazzi e ascoltare tutto quello che c'è, perché lì c'è il racconto di questo 2022, cioè lì, se tu vuoi sapere, lì ognuno di loro racconta qualcosa di questa contemporaneità adolescenziale in questi testi. A me interessano. A parte il fatto, faccio un piccolo inciso, sai che film mi hai fatto venire in mente? Però il film non so fortissimo, l'hai detto, prova. No, ma questo lo conosci sicuramente, Fa la cosa giusta di Spike Lee. Sì. Che alla fine addirittura un personaggio muore per la mia musica, per non cedere, viene strangolato, tra l'altro sì, tristemente profetico, sì, no? Sì. Ma viene strangolato per non cedere rispetto al diritto di suonare la sua musica a tutto volume in strada, rompendo le balle a mezzo mondo, sì, ma comunque per la necessità di affermare la propria identità sia come gruppo che come individuo che come etnia, no? Sì, va esattamente in direzione di quello che stavi dicendo. Ma comunque anche tu l'adolescenza non è stata facile, cioè stasera questi film non è mai passato. Stiamo parlando di te, quindi di te non ne parliamo, tu eri un ragazzo felice, no, tutti felici, l'unico cretino ero io. Ti ricordo che dopo Somebody to Love di solito ascoltavo London Calling, bruciavo qualcosa. Quanto ci siamo curati con le canzoni. Adesso ce n'è una, non mi ricordo di chi, ma proprio appena uscita, che si intitola Your Song Save My Life. Sì, perché tornano e non c'è vergogna, devo dire, in questo devo ancora capirlo, cioè il fatto che ci siano nuove canzoni, titoli, nelle canzoni ad esempio rap è pieno di citazioni di grandi canzoni anni 70, 80, cioè nel senso che si prende e si rimescola, No, io mi farei un problema, ad esempio, se sono prima di pubblicare, sono andato ovunque a vedere se c'era un libro che si chiamasse Alla fine dei baci, no? Oggi non c'è più così tanto questo, è come se tutto fosse a disposizione, ecco, anche le parole, i titoli, devo dire anche certe melodie che tornano, però voglio dire, non lo vivo come un fatto, non essendo l'autore, non essendo... come se tutta l'arte in questo aspetto liquido musicale, di liquidità musicale, fosse la possibilità, no? Io prendo un pezzo, un ritornello, lo mixo, no. Un ragazzino in una scuola a Morsano mi ha preso un brano di Bertoli, no? Ne ha fatto un mezzo trap, un mezzo... Ero un po' sconvolto perché il pezzo mi sembrava che fosse fatto in una certa maniera, no? Però dopo i primi secondi in cui devi digerire un attimo quello che tu hai in testa emotivamente, insomma lui l'ha preso e si traduce, è come se ci fossero nuovi codici. È una forma di affetto comunque, sì, la trasformazione. Sì, però è come se ci fossero dei nuovi codici
di lettura, io lo prendo perché questa cosa mi piace, forse anche se noi leggiamo gli SMS, c'è tutto il linguaggio, no? È quasi un po' che si può pastrocciare, però finché i ragazzi pastrocciano con grandi cantautori, opere, perché poi riconoscono, c'è un ragazzo, se gli fai sentire Fabrizio De André, non è che dice spegni sto cretino, cioè metti là il testo, glielo leggi, ha la sensazione di essere di fronte alla grande bellezza, e qua vedi che cito anch'io, perché qualche colpo dovrò buttarlo fuori, insomma. I miei ragazzi, la prima volta che li porto a Piazza San Marco, ragazzi, silenzio, guardate, notano un sacco di cose, voglio dire, ma come mai, ma come è riuscito quello a salire lassù e fare l'affresco, cioè le domande se le fanno, non è che sono, e che la stimolazione che spesso ricevono è una stimolazione più legata all'immagine, ad esempio, che alle emozioni. Per questo la canzone ha ancora questo valore, perché sul telefono, ad esempio anche Instagram, no? Sono aspetti molto più legati a, oltre all'inganno di non capire che lì dentro è una funzione, insomma, no? Uno ti racconta quello che vuole, anche la verità, ma è parziale. Anch'io sono su Facebook, racconto una verità che comunque è parziale, non è la verità, sono io qua che parlo con voi, questa è la realtà. Il virtuale è come il cinema, no? Bisognerebbe dire ai ragazzi, quanto dura un film? Un'ora e mezza? Stai sui social network un'ora e mezza, il tempo del film, poi mi racconti che film hai visto, tutte belle, tutte gnocche, tutte, cioè, nel senso, no, anche al cinema sono tutte così generalmente, quindi quella non è la tua compagna di classe, la tua compagna di classe è quella che c'è la lavagna, le impacciate, c'è un po', secondo me, dal punto di vista musicale, da entrare, da capire, da comprendere in un mondo che cambia continuamente, quindi anche la musica. Però io non mi sarei mai permesso di prendere un pezzo di De André quando ho preso il pezzo di Bersani, non so, ma non pensarci più, spacca cuore, iniziare a fare sta roba qua, non mi vedi, cioè, sinceramente mi sentivo uno che distruggeva una canzone, non c'è questo problema, si prende, è bello, e lo si dice, cioè, non so se tu hai visto qualche anno fa X Factor, è stata fatta una versione di Generale Rap, Generale di De Gregori. Ho fatto fatica. Mi sembra di ricordare come una Capriccio o qualcosa del genere. In realtà, per dire, io guardavo in quel momento 2 anni fa, adesso il cantante non mi ricordo, Ascanio, cioè molto bravo tra l'altro, ed era bravissimo nel fare questa cosa. Adesso facciamo Generali De Gregori, tu pensi che ci sia quel rispetto, c'è la guerra che finisce, il treno, no? C'è tutta l'immagine che già la musica porta in sé di questo viaggio di ritorno, questo treno mezzo vuoto, mezzo pieno, no? Cioè, io mi ricordo la prima volta che ho sentito questa canzone, andai dagli insegnanti, ma perché noi non studiamo sta roba qua? Dice, perché questa è la mia emozione, cioè, perché non? È questa storia che ti fa capire cos'è. Quel libro che leggi, quella storia che leggi, questo te la fa capire. E vedevo i miei ragazzi strapresi da questa, ma veramente erano presissimi davanti alla TV, dicevo, ma io che non capisco. E questo, no, la fatica di leggere codici che hanno gli istanti e dire, ma perché no? Perché vedi, lui ha preso così, però l'ha rifatta, ha ridetto delle cose, le ha messe in modo contemporaneo. Effettivamente era vero. Ma questa cosa che stai dicendo adesso forse un po' ci assolve in un certo senso, perché anche il libro, uno dei temi sottesi nel libro è l'incomunicabilità adulti e adolescenti. Però forse non è proprio cattiveria da parte nostra, che proprio non lo sappiamo più fare, ci siamo dimenticati come essere adolescenti e non abbiamo i codici per parlare, un po' come gli adulti che venissero catapultati sull'isola che non c'è. E non sappiamo parlarci, abbiamo dimenticato come si vola. Sì, ma perché, ad esempio, una mamma mi ha detto, ma io ho avuto la sensazione di essere stato un ottimo tassista di mio figlio. Tra l'altro, sono frasi che... Una bancomat, quest'altra tassista. No, però sono frasi che... Sembra bene. Sono frasi, nel tempo, vuol dire, che raccolgo, che mi si fermano nella mente, però che ti fanno capire non a una persona disinteressata, ma una persona interessata a far funzionare degli oggetti come delle cose da spostare, delle Bartolini, mi viene in mente più che
ho spento il cellulare per 2 giorni, sono andato via con mio figlio, perché ormai tu sapresti stare 2 giorni con quel ragazzo senza nessun oggetto, tu sapresti parlarci la notte, girare, emozionarti insieme, confidarti. Ci fa paura. Sicuramente. Ci fa paura anche quello che puoi scoprire. E allora le canzoni vado a Scoprire chiudere. anche su te stesso magari. Certo. Tu non sai i miei quanto mi provocano, voglio dire. Però è là che cioè, dipende anche se tu vuoi crescere. Io devo dire che mi emoziona ancora tanto l'idea di che cosa può venire fuori da una relazione di me, cosa io posso esprimere, cosa io posso dare, perché poi la domanda è sempre quella, io cosa posso dare, come posso aiutare, cosa posso... E questo viene molto vivo nell'allenamento del cervello, in questo ruolo del penultimo che è l'incer, e poi quando lo trovi l'ultimo te lo devi portare anche in groppa e portartelo anche un po' su. Dopo che hai fatto un po' questo dici ok, ma io adesso ce la faccio, so cammini anche tu, adesso impari, adesso sai anche tu, allora gli togli qualche peso dallo zaino, ma glielo fai fare a lui. Io vedo che c'è tanto questo bisogno di accompagnare. Cioè l'autonomia non è una cosa che conquisti a 13 anni con un telefonino. L'autonomia è una cosa che conquisti quando tu esci di casa e qualcuno ti riconosce per quello che sei. Un momento del libro particolare. Sarà dura 6-7 ore, siamo avvisati. No, No? tra 10 minuti, 15 dobbiamo chiudere perché poi ci sarà un po' di firmacopie e alle 10 si buttano fuori. Quindi penso che per le 11 sei a casa. Lui voleva stare tutta la notte solo a parlare, come sta dicendo, da Sì, mezz'ora. fare l'esperienza. No, che poi ci ricanta fino a domani mattina la stessa canzone di Bersani. No, c'è un momento Mi siete importante. mancati, guarda, scrivo un nuovo libro perché così ci vediamo più spesso. Un passaggio importante del libro è quello in cui Giada trova il coraggio di cantare davanti a Luca. Luca aveva tentato più volte, voleva capire cosa c'era in Giada. Si parli di questo passaggio, che penso che sia il passaggio più importante forse del libro. Può essere uno dei passaggi più importanti. Perché quando... Allora, la voce è un tema importante in questo libro, cioè utilizzare la voce. Per esempio Giada canta solo in inglese. Non è un caso, è una cosa che mi è accaduta spesso nell'incontrare i ragazzi, no? Soprattutto la ragazza che è in copertina, questa ragazza. È una storia molto bella, poi dietro questa copertina non la racconto. Però questa ragazza ha un laboratorio a Casarsa, un laboratorio di un progetto giovani, non è un posto di cura, era molto silenziosa, non cantava mai, no? È ovvio che un ragazzo se viene a un corso in cui si scrive, si canta e non canta, non scrive, da domani a un certo punto perché viene sempre. La quarta volta che viene tutti stanno facendo, questa ragazza sta là. È la cosa più interessante, perché quello che non viene è perché non gli interessa, è quello di andare a prendertelo e fargli capire che invece può stare in gruppo. Però c'è quello che viene ma che non... E allora a un certo punto, senti, io non posso... Scrivo solo in inglese. Ma perché sei straniero? Perché non puoi scrivere? No, ma io non voglio dire che si capiscano troppo le mie emozioni. Cioè, ognuno trova il suo modo per dire, non mi sbilancio, se io dico tutto, lo dico anche nella mia lingua, e poi non andrei mai al microfono. Allora, la voce, sempre questo esempio, nel 2011 è venuto a mancare un nostro collega in comunità e una mia collega a un certo punto mi fa una telefonata, la prima cosa che mi dice, mi è rimasta così impressa che la racconto diverse volte questo aneddoto. Ciao Marco, ho bisogno di sentire la tua voce. Non mi ha detto fammi un discorso, mandami un WhatsApp. Questo aspetto, ad esempio, è un aspetto molto importante
dello strumento che diventa il riconoscimento, cioè quell'emozione che ora non c'è perché esce fuori il nome, il cognome di chi ti chiama, ma che ricevi una telefonata dal numero fisso a casa, pronto e senti una voce che ti sorprende e riconosci una persona dalla voce. Allora il momento che Giada sulla panchina in parco trova la forza di dire che Luca un po' insistente, dice ma è impossibile che tu non scriva, che no, perché se canti ti verrà, io c'ho il quaderrone, scrive solo in italiano, tutti i suoi testi, no? E lei prende questa chitarra e gli canta una canzone che si intitola O Sister, che trovate, una canzone bellissima, veramente bellissima, scritta da un cantautore che scrive in inglese, di Trieste, David Inghani, il mio caro amico. Questo per dire che nel momento in cui lei riesce a fare questo, riesce a far sentire un segreto importante. Da lì Luca riesce, un po' come un investigatore quasi, no? a capire attraverso quelle parole di quella canzone che il motivo per cui Giada cerca di tenere distante qualsiasi essere umano è perché lei ha un dolore, non vuole che nessuno si avvicini a questo dolore, ma con questa canzone dà un indizio molto importante a Luca, gli apre la porta e quella confidenza verrà solo tra loro due all'interno della storia. È una cosa che mi è accaduta, cioè di ricevere una confidenza in un'adolescenza veramente unica e molto personale, no? Quindi probabilmente con l'età mi è tornato come un dono quel momento, cioè ho vissuto, probabilmente diventando uomo, ho capito che quella persona così giovane, confinandomi in un dolore così grande e segreto, se fosse avesse pensato che io avessi la forza di reggere. Perché poi questo, quello che mi è successo dopo, perché i ragazzi devono pesare, devo capire se tu nel tuo zaino, sulle tue spalle sai tenerlo quel dolore, se c'hai la forza, che se no non si fidano, non si affidano. E questo è vale anche nei rapporti, no? Perché una cosa non te la racconto se penso che poi tu non abbia una portata emotiva troppo grande. Quindi la canzone diventa il passaggio per far sì che lei capisce che Luca può capire, lei capisce che Luca può comprendere, lei capisce che Luca la può amare in quel momento e può prendersi un pezzo di quel dolore. Da lì si permetterà di entrare nel gruppo da capo, fino, lo dico, tutto il libro ha una scansione temporale che è il concerto di fine estate, che avviene a Lignano, perché questo è un aspetto che mi piaceva molto, mi piace molto il lavoro con i ragazzi. Il 18 dicembre saremo sul palco, mettere questa roba che accade, no? E allora tutti i giorni poi tendono al 18 dicembre, dico perché in comunità abbiamo fatto al Teatro di Venezia il concerto del nuovo album dei miei ragazzi, è una cosa che mi piace perché tutta la vita, secondo me, noi dobbiamo viverla con la tensione che sta arrivando un appuntamento importante, che c'è una data, che c'è la vita di questi ragazzi, tutta l'estate è scandita nel fare le prove perché noi saliamo sul palco dell'Arena Beach di Lignano e dobbiamo spaccare, dobbiamo suonare, dobbiamo essere, no? Questa è adrenalina, è vita, non c'è bisogno di sostanze per sentire battere forte il cuore. E l'ultima cosa è salire sul palco. È l'ultimo atto, però per i ragazzi, quando io sento che se a scuola non fanno teatro è un dramma, se a scuola non fanno le interrogazioni alla lavagna è un dramma, se non c'è l'esposizione orale. Sì, io sono qua e parlo in pubblico con serenità. Ho fatto delle esperienze a scuola da ragazzo, no? Leggere un pezzo del Vangelo durante la messa, una roba difficilissima. Io porto i miei, che non sono proprio. Ho chiesto al prete, ho detto, perché così fanno esperienza a sentire la loro voce in pubblico, a leggere un pezzo, fare quei gradini, tutti ti vedono senza vergogna, superare la vergogna, vai da lì, leggi il pezzetto, con la tua voce, con quello che sei. Non puoi stare sempre nascosto, perché poi la vita è bellissima, ma non è per sempre. E se tu non hai espresso niente di te, l'essere umano cosa c'è a fare?
se non esprime la sua umanità. Cosa ci fa un essere umano se ogni giorno non esprime la sua umanità? Allora finisco in questa storia, che poi è la storia della mia vita. Non siamo in cerca di talenti musicali. Quelli, se ci sono, vanno anche in questa scuola. Noi dobbiamo cercare talenti emotivi, qualità umane nella musica, qualità umane e relazionali. E questa cosa mi affascina del lavoro. Grazie. Quindi Posso leggere un pezzetto? Io Bravo. pensavamo di farti cantare ancora una canzone, ma se vuoi leggere un pezzetto, ben venga. Perché se metto questo questa sera. Dalla regia luci qualcuno ordinò di abbassare tutti i fari del palco, lasciando Giada nell'oscurità. Era terrorizzata. Ancora una volta la vita l'aveva sorpresa troppo velocemente perché potesse prepararsi. Sentì partire il suono caldo e avvolgente della chitarra di Luca, si morse il labbro inferiore più volte, cominciò ad avvertire brividi alla schiena, la fronte si imperlò di goccioline e le mani gli tremarono. Nel buio sparì tutto, tranne la musica, e alla musica Giada cedette. Forte e intensa la sua voce credì la prima strofa e con l'inizio del ritornello spalancò gli occhi e si accorse che non stava cantando al buio. Una luce rossa la illuminava, esaltando i tratti fini del suo volto e sottolineando una fossetta che compariva solo quando intonava certe note. Incrociò lo sguardo di Luca e lo sentì vicino. La loro canzone saliva lentamente, creando un'atmosfera unica, un luogo esclusivo in cui riconoscersi, costruito con le unghie e con i denti, da difendere come una casa. Era come se cantassero insieme da sempre. Le loro voci si alzavano, si abbassavano, armonizzandosi in modo spontaneo, mentre una miriade di piccole fiammelle ondeggiava davanti ai loro occhi, disperdendosi in una massa informe. Giada non avrebbe mai potuto descrivere quella sensazione a nessuno. Era come se improvvisamente anche lei fosse diventato un contorno indistinto nella notte, un atomo che poteva vedersi e percepirsi solo come molecola. E vide altri atomi e stelle luminose, e per questa Elisa, la sorella che aveva amato e che aveva odiato allo stesso tempo, quando se n'era andata, senza lasciarle nulla, se non che una chitarra scordata. Cantò con voce graffiata, autentica, che il pubblico dimostrò di apprezzare a pelle. Cantò per congedarsi, per chiedere scusa, per non dimenticare, ma cantò anche e soprattutto perché era l'unico modo per ricordarsi di respirare. Lei, Giada, era ancora viva e non c'era colpa in questo. La loro canzone Save Your Kiss era il bacio che non aveva potuto dare a sua sorella, il bacio che non dava a sua madre da troppo tempo, il bacio sulla fronte che una volta riceveva da suo padre, il bacio che non era riuscita a prolungare con Luca sulla spiaggia, il bacio che avrebbe dato un giorno a suo figlio. C'era sempre stato un bacio risparmiato nella sua vita e questo era quello che l'aveva mandata avanti. Il segreto forse è che si vive finché c'è ancora un bacio da dare, fino alla fine dei baci. Grazie davvero. Antonello, Piero, grazie. Che bella serata, grazie. Allora noi diciamo che abbiamo finito. Io ed ieri ringraziamo tantissimo Sansovino, ma gliela faremo pagare cara. Assolutamente. Ti ho già dato l'indicazione prima, ti ho detto che uscirà qualcosa di nostro, quindi sarai costretto a fare qualcosa per noi. No, scherzo. No, non scherziamo, ho promesso, per me Ha promesso davanti a tutta questa gente, ha promesso, ricordiamo, si è registrato anche tra l'altro. con affetto, senza denaro, no, con un po' l'affettato, un po' l'affettato, se c'è qualcosa da mangiare, ecco. Dai, solo grazie per essere stato qua con noi. Noi ringraziamo voi, adesso lui naturalmente firmerà qualcosa, se ha voglia di firmare, No, penso di certo. sì. E niente, noi ringraziamo naturalmente tutti quelli che ci hanno concesso e permesso di fare questa serata. Li abbiamo nominati prima, il comune, l'assessorato, la biblioteca,
la Casa della Musica, Vieri Peroncini e soprattutto non me, ma le mogli che si sopportano. Grazie a tutti. Naturalmente ci vediamo il 18 di marzo e abbiamo Rocco Buttone. Poi faremo assieme, vero, bravo. Vedo che il mio Alzheimer comincia a funzionare bene. Il 24 di febbraio abbiamo le poesie a Manovella, che è sempre qua, che presenteranno il loro primo libro. Grazie.